La Polizia di Stato di Caltanissetta ha tratto in arresto 3 uomini per detenzione di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana. L'operazione dei poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Niscemi, nell'ambito dei servizi di prevenzione e contrasto del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, ha permesso di sequestrare 28 kg di marijuana. Nello specifico, i poliziotti, notando dei movimenti sospetti, hanno eseguito delle perquisizioni locali che hanno consentito di rinvenire e sequestrare 28 kg di marijuana, suddivisi in 25 confezioni, di cui 22 termosaldate, nascoste all'interno dei telai delle porte. A seguito dell'udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Gela, accogliendo le richieste della Procura della Repubblica, ha applicato ai 3 indagati la misura cautelare della custodia in carcere per i gravi indizi emersi in ordine al reato contestato. La droga, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 200.000 euro.